Allerta meteo per le prossime ore. La regione ha istituito nel Trevigiano l'unità di crisi. Potrebbero ricrearsi le condizioni che portarono all'alluvione del 2010. Con un minuto di silenzio in memoria della vittima del maltempo a Venezia è iniziato il Consiglio regionale del Veneto riunito in via eccezionale al Sant'Artemio di Treviso. Gli imprenditori del Consorzio Universo Treviso si mettono a disposizione di Venezia, pronti ad offrire le proprie competenze per aiutare cittadini e negozianti piegati dall'acqua alta straordinaria. Nuovo incontro oggi a Venezia del tavolo regionale dedicato alla situazione aziendale della tessitura Monti di Macerata. Dalla regione arriva un appello chiaro alle banche, dateci tempo. Alloggi Ater, la regione ha rivisto al rialzo i parametri per i canoni degli alloggi popolari, soprattutto per le fasce più deboli, soddisfatti i comuni. Saranno circa 800 i pensionati in partenza dalla Marca per raggiungere Roma. Sabato al Circo Massimo manifestazione nazionale per chiedere un impegno del governo. A grande richiesta torna questa sera su Antenna 3 il documentario Veneto in ginocchio prodotto dalla nostra emittente, immagini, interviste dei giorni della devastazione di Vaia. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Mentre Venezia ha vissuto oggi un giorno di tregua dopo l'acqua alta eccezionale di martedì notte, la regione ha istituito nel Trevigiano l'unità di crisi per il maltempo atteso nel fine settimana in cui potrebbero ricrearsi le condizioni che portarono all'alluvione nel 2010. La situazione è complicata, non vogliamo creare nessun tipo di allarmismo, però la stiamo monitorando in maniera continua e costante e continuiamo su questa strada. Le condizioni meteo che si verranno a creare nel fine settimana sono preoccupanti, a cominciare dalla montagna con ricadute sulle zone di pianura. Lo aveva annunciato il governatore Zaia da Venezia, ora l'allerta è entrata nella fase operativa. È stata convocata l'unità di crisi proprio qui in provincia di Treviso oggi e stanno analizzando tutti i dati e coordinando gli elementi, gli attori che poi insomma sono attorno a queste emergenze in modo sinergico per affrontare al meglio le criticità che arriveranno. La pioggia insieme allo scioglimento della neve, 120 centimetri previsti, e al vento di scirocco rischiano di ingrossare i fiumi che faticosamente riusciranno a scaricare in mare e il Piave torna osservato speciale. Le informazioni intanto sono che domani ci dovrebbero essere delle forti piogge e dei venti importanti e intensi e quindi chiaramente piovendo sopra di noi dove c'è appunto questa allerta di colore arancione, successivamente poi arriverebbe qui da noi e quindi per il sabato, la domenica la criticità. Stiamo a vedere perché chiaramente ci sono diverse variabili tra cui soprattutto lo scirocco. Ad ogni modo stiamo ad osservare, ci stiamo preparando proprio per evitare e capire come possiamo intervenire. Piave su cui si sta intervenendo da mesi dopo la piena del 2018 con sbancamenti dell'alveo e consolidamento degli argini, interventi che in caso di ingrossamento del fiume dovrebbero contribuire a limitare i danni. Usiamo il condizionale, questo dovrebbe far stare tranquilli. A prescindere da questo noi continuiamo comunque a monitorare perché gli interventi che sono stati effettuati erano interventi necessari affinché ci sia acqua all'interno dell'alveo del Piave e non altro. Sicuramente questo aiuterà a far sì che ci sia una maggiore sicurezza da parte dei cittadini e una maggiore sensibilità di dire siamo un po' più tranquilli. Consiglio regionale del Veneto che si è riunito in via eccezionale a Sant'Artemio di Treviso. All'inizio della seduta ha osservato un minuto di silenzio in memoria della vittima del maltempo di Venezia. Grazie. Un minuto di silenzio per ricordare l'unica vittima del maltempo a Venezia, poi via con la discussione della legge finanziaria per il 2020, l'ultima della legislatura, giornata trevigiana per il Consiglio regionale del Veneto, costretto a traslocare dall'aula di Palazzo Ferrofini, sommersa martedì sera, al Sant'Artemio, dove la discussione politica è stata fin da subito incentrata sui temi dell'ambiente. L'opposizione ha utilizzato toni aspri, chiedendo alla Giunta di inserire nella manovra più risorse proprio per la tutela del territorio veneto. Ultimatum dal 5 Stelle, pronto a uscire dall'aula al momento del voto finale. Immediatamente devono essere stanziati 100 milioni di euro per l'emergenza ambientale che sta purtroppo uccidendo i veneti e mettendo in ginocchio il nostro bellissimo territorio e la nostra regione. Dobbiamo prendere questo problema come il problema numero uno che oggi noi abbiamo e andare a risolverlo. E annuncia voto contrario il Partito Democratico. Siamo la regione col maggior consumo di suolo, avremo bisogno di importanti interventi per disinquinare l'aria e per ridurre le emissioni dei gas che creano il
surriscaldamento globale, che poi è quello che provoca questi fenomeni estremi come quello che è capitato a Venezia, con danni miliardari. Proteste in aula ci sono state anche per la gestione dell'emergenza a Palazzo Ferrofini martedì sera. Per le opposizioni l'assemblea doveva essere sospesa già nel pomeriggio, anche per non mettere a repentaglio la sicurezza di motoscafisti e personale. Di certo in 24 ore il Consiglio regionale ha studiato un piano alternativo con il supporto dell'ente provincia di Treviso, un modo anche questo per esprimere solidarietà. Devo ringraziare Stefano Marcon per la provincia di Treviso che ha messo a disposizione questa sede, devo ringraziare tutti i tecnici che in un giorno sono riusciti a spostare il sistema informatico, gli emendamenti, tutto quello che serve appunto per continuare a lavorare per far sì che il bilancio di previsione 2020 venga approvato prima possibile. E anche gli imprenditori del Consorzio Universo Treviso, nato per sostenere il basket cittadino, sono pronti a mettersi a disposizione di Venezia. Universo Treviso pronto ad aiutare Venezia. Il consorzio, che riunisce 170 imprenditori, di cui un 20% del mondo dell'edilizia, è nato per sostenere il basket trevigiano. Nell'ultima assemblea per il rinnovo del CDA ha deciso di mettersi a disposizione della città, piegata dall'acqua alta di martedì notte. Si crea una task force tra coloro che avranno il piacere di aderire, quindi un gruppo di aziende che si metterà a disposizione per dare un aiuto a Venezia. Ovviamente non possiamo fare tutto, però c'è stata subito un'adesione, un calore da parte di vari imprenditori. Il Consorzio Universo Treviso è con Venezia. Ancora da definire le modalità con cui il Consorzio darà il proprio aiuto, ma gli imprenditori sono pronti ad offrire le proprie competenze laddove ve ne sia bisogno. Già appunto una realtà ha detto: io metto a disposizione per una settimana uno dei miei elettricisti, un altro si occupa di fare pulizia industriale, ha detto io ci sono, metto a disposizione il mio personale. Chi fa i progettista ha detto quando ci sarà il momento, perché ovviamente purtroppo andranno riprogettati anche tutti i sistemi elettrici, metterò a disposizione, quindi tutti per quel che gli compete si sono resi subito disponibili. E su quanto accaduto martedì notte a Venezia il commento del nostro direttore Luigi Bacialli. E ora ovviamente, come era prevedibile, tutti al capezzale dalla grande malata. Venezia ferita da questo tremendo fortunale, da questa ondata di maltempo senza precedenti, sono tutti lì che piangono, versano lacrime amare, dimentichi di quello che non è stato fatto finora. Nessuno ha delle responsabilità, c'è uno scaricabarile imbarazzante e sono tutti lì che fanno la solita passerella. Il Presidente del Consiglio Conte, la Ministra De Micheli in questo caso, poi leader politici, ne sono arrivati oggi, ne arriveranno nei prossimi giorni ed è la solita situazione piuttosto grottesca della politica, delle istituzioni nazionali e locali che dopo anni di immobilismo e dopo una catastrofe annunciata, un'apocalisse che era prevedibile, fanno finta di nulla. Come potrà salvarsi Venezia? Per fortuna Giuseppe Conte ha detto l'unica cosa giusta e saggia, che è quella di finire questo benedetto Mose, che era stato progettato nel 1988, i cui lavori sono iniziati nel 2001 e sono passati tutti questi anni col tira e molla, i comitatoni, ce ne sarà uno tra l'altro nei prossimi giorni, perché qua si va avanti di tavolo in tavolo, no? Si prendono grandi decisioni, si fanno grandi strategie e poi di concreto si fa poco o nulla. Tutti piangono, tutti si disperano, dimentichi poi del dolore dei cittadini che sono quelli più colpiti, si parla della Fenice allagata, della Basilica di San Marco, che ovviamente potrebbe subire, ha già subito gravi danni, e la gente, i commercianti, i negozianti dei piani terreni. Sindaco Brugnaro, non c'è bisogno di documentare i danni. Quando si va sotto 1,89 m d'acqua, o 1,87 m quello che è stato, e quello che fu nel 1966, c'è poco da documentare. Si va sotto completamente e si va sotto, vorrei ricordare, anche a 1,40, anche a 1,50, e se non è l'80% della città è il 50, il 60%, e sono tutti poveri cristi che lavorano e che ancora una volta si ritrovano in ammollo. Il sindaco Cacciari diceva anni fa, altro che Mose, bastano gli stivali. Sì, adesso ci vuole la muta da sub o lo scafandro da subacqueo,
perché non ci sono alternative al Mose, almeno ne avessero proposta qualcuna, l'hanno proposta ma evidentemente non era valida. Se anche questa non è la soluzione ideale, 95% dei lavori conclusi, finitela, terminatela e vediamo se questo benedetto Mose funziona. Ma qui, come al solito, il sistema è sempre questo: si fanno le promesse, si prendono degli impegni solenni, poi cambia il governo, arriva il Presidente del Consiglio successivo, ne sono già passati 5 o 6, con il Ministro delle Infrastrutture, era Toninelli, figuratevi, adesso era De Micheli, poi cade il governo e si ripresenta un altro Presidente del Consiglio. È lo stesso sistema con cui stanno affossando, anzi sarebbe meglio usare un altro termine, affondando l'autonomia. No? Si rinvia tutto di anno in anno, di mese in mese, sperando che tutto poi si areni. Venezia deve reagire, deve protestare, deve responsabilizzare chi l'ha ridotta in questo stato e non assolvere invece qualcuno. Ci si aspetta da Venezia una reazione forte e un sostegno forte a chi si spera, non è mai troppo tardi, questa volta cercherà veramente di trovare una soluzione definitiva e radicale. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta con la cronaca. Un ventenne vittoriese è stato denunciato per violenza pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio dopo aver spinto un controllore che gli aveva chiesto i documenti. Il giovane era sull'autobus senza il biglietto. Cercando di fuggire ha appunto spinto il controllore, che ha riportato una ferita ed è ricorso alle cure del pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni. Aveva nascosto nel manico dell'ombrello 5 dosi di marijuana già confezionate in bustine termosaldate pronte per essere cedute. A scoprirle gli agenti delle volanti di Treviso durante un controllo hanno individuato 5 ragazzi extracomunitari che alla vista degli agenti hanno tentato di fuggire in sella alle loro biciclette. Una volta fermati sono stati portati in questura. Qui uno di loro, un 25enne nigeriano, è andato improvvisamente in escandescenze aggredendo i poliziotti. L'uomo è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, mentre un suo coetaneo guineano è stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati rivisti al rialzo dalla Regione i parametri per il mantenimento degli alloggi ATER, soprattutto per le fasce più deboli. Soddisfatti i comuni. Dopo mesi di dibattito e polemiche, la Giunta regionale del Veneto ha rivisto le regole di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica a 40.000 le famiglie interessate in tutto il Veneto. Tra le modifiche apportate alla legge di riforma 39 del 2017, l'introduzione del concetto canone di permanenza, già approvato dal Consiglio regionale. In parole povere, per gli inquilini ai quali è stato assegnato l'alloggio popolare prima della riforma di 2 anni fa, il tetto ISEE per conservare il diritto all'abitazione popolare sale a 35.000 euro. 26.000 euro invece per gli assegnatari degli ultimi 2 anni. Anziani over 65 e nuclei familiari con un disabile o con una persona non autosufficiente conservano il diritto all'alloggio anche nel caso in cui superino la soglia dei 35.000. Un intervento migliorativo che poi è stato anche portato, aggiustato rispetto anche agli ultra 65 anni, proprio perché la fotografia ci ha permesso di capire che la maggior parte delle persone sono persone anziane che hanno anche messo via qualcosa da parte per la casa di riposo o comunque per essere assistiti a domicilio e quant'altro. Nel frattempo è stato trasmesso alla commissione competente del Consiglio regionale il provvedimento con cui si vuole rivedere l'algoritmo delle assegnazioni e dei canoni secondo i principi di gradualità e personalizzazione. Modifiche promosse dal Comune di Treviso, che accanto ai comuni capoluogo di provincia aveva posto la questione degli alloggi per i più anziani. Credo che la nuova legge che sta nascendo è una legge molto equilibrata che tiene conto delle esigenze di tutti, quindi credo che sia un grande risultato, un passo in avanti per migliorare e regolamentare nel migliore dei modi queste assegnazioni degli alloggi popolari, ma si tiene anche conto delle esigenze soprattutto delle persone più anziane e di coloro che ormai da 30-40 anni vivono negli alloggi ATER. E oggi a Venezia nuova riunione del tavolo regionale dedicato alla situazione aziendale della tessitura Monti di Maserata. Dalla regione arriva un appello chiaro alle banche, dateci tempo. Anche io spero che ci sia
una capacità del sistema bancario di comprendere che non si può strozzare del tutto, anche se questa è una situazione che si sta protraendo, ma non si può uccidere il sistema imprenditoriale facendo leva sul credito e sul debito. È un appello senza filtri alle banche perché diano ancora credito a quello che arriva dall'assessore regionale Elena Donazzan nel giorno in cui si è riunita l'unità di crisi per la tessitura Monti, il gruppo di Maserata di Piave che oggi conta 248 dipendenti. Proprio i manager della storica azienda hanno confermato come siano in fase avanzata le trattative con un fondo svizzero specializzato in ristrutturazioni industriali. E se alle banche si chiede di non chiudere i rubinetti, la richiesta al fondo elvetico è quella di formalizzare la sua proposta. Stiamo attendendo che questo fondo che si è affacciato e che vuole acquistare faccia una proposta alle banche soddisfacente, perché oggi il tema veramente grave è quello del debito e le banche pretendono che l'azienda rientri in fretta. Quanto alle possibili ricadute occupazionali, la sensazione netta è che il passaggio non sarà indolore. Anche per questo il tavolo istituzionale tra azienda, regione, sindacati e Confindustria resta attivo. Sullo sfondo c'è una ristrutturazione, certamente peserà sul tema del personale. Il sindacato accompagna questa azienda ed è in un continuo confronto con la nostra unità di crisi. Nelle prossime settimane torneremo a trovarci. Sabato a Roma manifestazione nazionale dei pensionati, dalla Marca in arrivo in 800. Saranno in 800 a rappresentare la Marca sabato al Circo Massimo di Roma alla manifestazione nazionale dei pensionati. Venerdì pomeriggio partiranno gli 8 pullman, 400 persone complessivamente, organizzati dalla CGIL, a cui si aggiungeranno una cinquantina di persone che raggiungeranno la capitale in treno sabato mattina. Il messaggio che verrà lanciato è rivolto al governo perché venga garantita l'equità e la dignità dei pensionati che chiedono un cambiamento strutturale. Una giusta rivalutazione delle pensioni, specialmente per tutti quei soggetti che hanno versato più di 40 anni di contributi e che hanno avuto la pensione bloccata per 3 anni durante il governo Monti. La seconda è una nuova legge sulla non autosufficienza, perché praticamente stanno crescendo le fasce di anziani ultra 75 anni che hanno bisogno o dell'assistenza domiciliare o di essere assistiti con le case di riposo. La terza riguarda la possibilità per i pensionati di avere una riduzione delle tasse come si sta agendo per i lavoratori dipendenti. Nella Marca i pensionati sono 243.000, di questi il 75% percepisce una pensione al di sotto dei 1.500 euro lordi. Noi dobbiamo garantire la rivalutazione a queste persone, ma anche la fascia che sta sopra i 1.500 euro lordi, che sono quelli che hanno versato 40 anni di contributi, è giusto che abbiano le loro rivalutazioni, perché sennò nel tempo rischiano di prendere lo stesso di chi ha versato meno contributi, creando una disuguaglianza che va corretta. Puntata dedicata a Felice Maniero e alla Mala del Brenta, quella di domani sera di 40, in onda dalle 21:15 su Antenna 3. Ospite che appunto di 40, il programma che ha riaperto gli archivi storici della nostra emittente, l'ex procuratore capo del Tribunale di Treviso Antonio Foiadelli, che racconterà la sua indagine sulle infiltrazioni mafiose in Veneto. Foiadelli, all'epoca responsabile della direzione distrettuale antimafia di Venezia, ha più volte incontrato Felice Maniero dal suo primo arresto al pentimento. Altro argomento della serata, il passato e il possibile futuro di Villa Franchetti, ora che Fondazione ne ha deciso la restituzione alla provincia. Appuntamento dunque domani sera a partire dalle 21:15 con 40 naturalmente su Antenna 3. E adesso apriamo la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Allerta meteo da codice rosso per forte peggioramento delle condizioni meteo, pioggia, venti forti e nevicate per tutta la giornata di domani nel Bellunese. Una situazione molto simile a quella che si è verificata un anno fa, e c'è preoccupazione per il territorio pedemontano, e cioè il Feltrino, la Valbelluna e l'Alpago. Scuole di ogni ordine e grado chiuse per motivi di sicurezza e di incolumità pubblica a Belluno, Feltre, Cesio Maggiore, Limana, Chiesa d'Alpago, San Gregorio nelle Alpi, Ponte nelle Alpi, Lamon, Alpago, Tambre e Borgo Valbelluna. Scuole chiuse anche a Livinallongo del Col di Lana, dove il sindaco Leandro Grones ha emesso l'ordinanza valida per venerdì e sabato. L'elenco delle ordinanze è in aggiornamento, poiché l'allerta rossa riguarda anche i comuni di Alano, Pedavena, Quero Vasa, Santa Giustina, Seren del Grappa, Sedico, Sospirolo, Soverzene, Arsie, Fonzaso, Lamone e Sovramonte. A Belluno dalle 6 di domani mattina sarà aperto il COC per monitorare le situazioni d'emergenza.
la Protezione Civile regionale ha attivato un numero verde per informazioni maltempo. Il numero è 800 99009, lo ripeto 800 99009. Stop alle truffe. A Belluno istituzioni e categorie hanno definito un piano di intervento a difesa di cittadini e imprese. Non lasciamoci abbagliare dalle classifiche annuali in cui Belluno primeggia nel campo della sicurezza. Se ciò è reale rispetto ai grandi reati, lo stesso non si può dire per quello sicuramente più subdolo e virale. Parliamo delle truffe, fenomeno criminoso in costante crescita che pone la provincia fra le prime 10 più colpite d'Italia. Dai 688 casi denunciati nel 2016 siamo passati a 957 nel 2018 e la proiezione per il 2019 supera la soglia dello scorso anno. Combattere le truffe non è impresa improva e la prevenzione fa la differenza. Il fenomeno delle truffe è un vero e proprio virus che si insinua nella società civile e come il virus si modifica costantemente per essere sempre più insidioso. L'antibiotico giusto è la conoscenza del fenomeno che colpisce in oltre il 60% dei casi persone fra i 30 e i 65 anni e che vede nella rete internet il luogo in cui maggiormente viene consumato il reato. Il piano di intervento presentato a Palazzo dei Rettori, che ha nella prefettura la cabina di regia, coinvolge istituzioni e categorie economiche. Bellissima iniziativa che può diventare un modello addirittura nazionale. Di noi purtroppo viviamo quotidianamente questo problema, non solo in provincia di Belluno ma nelle zone commerciali dove operiamo. Le truffe sono di tutti i tipi, si inventano tantissime cose, sono dei delinquenti, vanno presi. Al canale diretto con le forze di polizia viene affiancato un lavoro certosino di contatti capillari con le categorie attraverso la Camera di Commercio, l'Associazione Nazionale Pensionati di Confartigianato che nel suo periodico illustrerà i casi più particolari di truffa avvenuti in provincia e fornirà i consigli per difendersi e il sito della prefettura con una sezione dedicata alle truffe. Tutto questo per avere come obiettivo finale un mantenimento, se non addirittura un miglioramento, di quella fiducia che in questa società esiste ed è sicuramente un valore aggiunto nelle relazioni sociali, nei rapporti commerciali. Inaugurata a Belluno nella sede dell'ex Banca d'Italia la mostra Frammenti di Storia, un percorso lungo 100 anni raccontato dal lavoro della Polizia Scientifica. È la storia del nostro paese visto dall'obiettivo della Polizia Scientifica, dall'omicidio Matteotti alle stragi di mafia, dall'eversione nera al sequestro di Aldo Moro. Immagini esclusive dei momenti più drammatici e significativi della cronaca italiana, esaminate dagli analisti della scena del crimine della Polizia di Stato. A Belluno, nella sede dell'ex Banca d'Italia, chiusa da 10 anni e riaperta per l'occasione, è stata inaugurata la mostra Frammenti di Storia, l'Italia attraverso le impronte, le immagini e i sopralluoghi della Polizia Scientifica. Si tratta un po' della storia d'Italia rivissuta, di una parte della storia d'Italia rivissuta attraverso una lente particolare che è la lente degli interventi che vengono eseguiti, svolti dalla Polizia Scientifica. Dal passato al presente lo sviluppo dei principi innovativi che rivivono nella moderna tecnologia capace di individuare impronte catalogabili e immutabili, identikit e volti attraverso modalità avveniristiche divenute familiari anche grazie alle crime stories televisive. Si tratta anche di attività che non hanno a che vedere direttamente con la polizia giudiziaria, perché la polizia scientifica ha, come dire, un vastissimo ambito di operatività. Quindi ci fa piacere anche avvicinare le persone a questa, diciamo, dimensione di una struttura che per noi è diventata una struttura di eccellenza. Pubblico delle grandi occasioni è la prima della mostra che sarà aperta ufficialmente al pubblico sabato prossimo. Accanto al questore Lilia Fredella anche il direttore della Polizia Scientifica Luigi Rinella. Tra il pubblico gli studenti del Catullo che con la divisione anticrimine della Polizia di Belluno stanno lavorando a un progetto sulla violenza di genere. Stasera alle 21:15 appuntamento da non perdere perché su grande richiesta di voi telespettatori torna il documentario Veneto in ginocchio prodotto dalla nostra emittente. Le immagini, le voci, i suoni dei terribili giorni della tempesta Vaia che ha messo in ginocchio il Veneto da Venezia alle montagne bellunesi. Dunque appuntamento questa sera alle 21:15 su Antenna 3 con il documentario Veneto in ginocchio. Adesso invece vi lascio ad una nuova puntata di 20:10, è davvero tutto, previsioni del tempo, grazie per l'attenzione, buona serata.
Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. La giornata di venerdì 15 novembre vedrà condizioni di tempo fortemente perturbato. La situazione nel dettaglio. Sul Veneto maltempo intenso con rovesci e temporali per tutta la giornata, anche forti. Sulle zone montane e pedemontane quantitativi abbondanti. Venti tesi a tratti forti di scirocco sulle aree costiere e sulle pianure limitrofe. Temperature minime tra 6 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 7 e i 16 gradi. E sarà instabile anche sul Friuli Venezia Giulia con precipitazioni temporalesche diffuse, vedete, e non si escludono anche locali nubi fragili. Vediamo anche le temperature, le minime saranno comprese tra 8 e 11 gradi, valori massimi oscillanti invece tra i 12 e i 15 gradi. Ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove la situazione sarà identica con piogge dappertutto, anche di forte intensità. Quota neve intorno ai 1400 metri. Temperature minime tra 3 e 4 gradi, massime oscillanti invece tra i 5 e i 6 gradi. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.